Tripua, Trada, Sutra, Kanamare, 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 Kanamare. È sanscrito. Rashna Tripua. La morte nera. Prada Sutra, Kanamare. È sulla casa. Kanamare. È sulla casa. Per questa sera basta. Come si sente? Bene. La prego, mi aiuti. Suo marito ha bisogno di riposare ora. Ha l'aria un po' abbattuta. Gliel'ho detto, dovrebbe smetterla con queste sedute spiritiche. La eccitano, le sottraggono energia. Lei invece ha bisogno di tutte le sue forze per reagire. Non dica sciocchezze, la prego, Charles. Io non posso fare a meno di queste sedute. Mi aiutano a penetrare i misteri di un altro mondo. Un mondo al quale sento già di appartenere. Non guarirà mai se continua così. Meglio. Io non chiedo che di morire. Presto, subito. No! John, ma è impazzito. È inutile. Perché non lasciare che il veleno compia la sua azione? John, mandi giù subito l'antidoto. Su, inghiottisca. Avanti! Perché? Mi ha fatto prendere una bella paura. Ma non si rende conto che lei deve guarire. È un dovere. Non per sé soltanto, ma per la scienza, per l'umanità. La sua cura prodigiosa potrà domani ridare la salute a milioni di creature. Ha ragione. Non dovrei dimenticare che è una dura lotta anche per lei. È una grave responsabilità per un dottore accettare di somministrare 2 veleni a un paziente. Sì, è vero, sono 2 veleni, ma che restituiranno la vita alle sue membra, ne sono più che convinto. Grazie, Charles, del coraggio che mi infonde.
Se un giorno dovesse cambiare idea, potrà sempre sbarazzarsi di me. Basterà sbagliare di un'inezia le dosi o non darmi l'antidoto. Chi lo scoprirebbe? Ha già la dichiarazione scritta di mio pugno, che si limita a seguire le mie prescrizioni. La finisca con certi discorsi. Dia retta, cerchi di riposare un po'. Ora devo andare all'ospedale. Ci vedremo stasera. Vieni qui, Catherine. Dammi un bicchiere di gin. Non so dov'è. È laggiù, nascosto dietro i libri. Ancora. Ancora. Il dottore però ha detto che bere le fa male. Al diavolo il dottore. La signora sta tornando. Sei in ritardo. Oggi ti sei trattenuta più del solito in giardino. Ti chiedo scusa, caro. Ma che vuoi? Era una giornata così bella. Non scusarti. Mi fai sentire ancora di più la mia infermità. John. Ti prego. Non essere così amaro. È difficile rassegnarsi. Ti ho visto là in giardino, con Charles. Eravate così remoti, così lontani da me e da tutto. Tu sembravi tanto felice, forse perché non c'ero io. È vero, ero felice perché Charles mi diceva che tu stai migliorando, lentamente, ma tanto da far sperare nella guarigione. Il buon Charles, il soave dottor Livingstone, un angelo di bontà e un amico fedele. Se sei geloso di lui, non hai che da cambiare medico, non è solo che ci sia in Inghilterra. No, ma è l'unico che abbia accettato di provare la mia cura su di me. Tutte le premure che io ho per te
la tenerezza che ti dimostro, l'amore che ti dono, non contano dunque nulla per te. Ti prego, cambiamo argomento. No, lasciate, Catherine. Penserò io a servire il tè a mio marito. Prendi, caro. Non lo finisci? No, grazie. Avresti dovuto lasciarmi fare. Io appartengo già alla morte. Ti prego, non dire così. Forse un giorno ti pentirai di avermi impedito di uccidermi. Chi ti ha dato quella rivoltella? È stata Catherine? No, l'ho sempre tenuta nascosta, qui tra i miei libri. La signora ha chiamato? No. Preparate il letto per il signore. Su. Su. Charles, ti prego, aiutami a porre fine a questo incubo. Non riesco più, credimi, non riesco a recitare questa commedia. Fingere di essere una moglie devota. Mi ripugna persino toccarlo. Se tu sapessi quanto l'odio. Ti prego, aiutami a liberarmi di lui. No, non è possibile. E tu lo sai quanto me. Credevo che mi amassi. Che avresti fatto qualsiasi cosa per me. Sì, qualsiasi. Ma non questo. Ma non ti accorgi che sta migliorando? Solo in apparenza. Sì, la cura lo stimola, gli dà qualche sprazzo di vitalità, ma non riesce a stroncare la sua malattia. Vedrai, amore mio, non dovremo aspettare a lungo. No, non ti credo. Dicevi che poteva restare così per anni e anni. Tu cerchi di ingannarmi ora, ma non capisci che non posso più resistere. Sì, lo so, per te è diverso, puoi andartene quando vuoi, dimenticare ogni cosa, lasciarmi... Io non ti lascerò mai. Allora liberami. Charles, ricordati che se non lo farai tu, lo farò io. No, non è possibile. Lo farò. Margaret. Te lo giuro.
Ti ricordi quel ristorante a Copenaghen? Quando noi due abbiamo cenato insieme per la prima volta? Tanti anni fa. Ti ricordi, vero? Sì, caro. Il cameriere insisteva perché bevessimo di quel suo gin olandese. Ero un vero uomo io allora. Un dottore, pieno di speranze e di idee grandiose. E tu eri una bellissima ragazza, senza neanche un centesimo. Come ci sbronzammo. Sembravamo due studenti in vacanza. Non muoverti, caro. Potrei tagliarti. Versami da bere, Sai che non dovrei? in memoria del tempo passato. Aiuta a ricordare. Buonasera, caro pastore Owens. Lei è proprio il ritratto della salute. Buonasera, signora Hitchcock. Anche lei, amico mio, ha un ottimo aspetto. La trovo molto meglio oggi. Sì, Davvero? e tutto questo lo devo indubbiamente alla mia cara moglie, al buon dottor Livingstone, al gin olandese e ai lieti ricordi evocati da un vecchio valzer. Bene, allora, visto che lei questa sera è di ottimo umore, posso sperare che avrà la pazienza di starmi ad ascoltare. Oh no, dottore, non bevo mai, grazie. Veramente quello che ho da dirle, caro amico, è alquanto imbarazzante. Avanti, di che cosa si tratta? È venuto per informarmi che si chiacchiera ancora in città sui riti infernali che si celebrano nella casa malfamata dell'invalido dottor Hitchcock. La prego, non scherzi su un argomento come questo. Anche lei è convinto che io abbia l'abitudine di evocare il diavolo, pastore Owens? Il diavolo è un essere più reale di quanto non pensi il nostro mondo moderno, le garantisco. La prego, la smetta per sempre con certi esperimenti. Io mi appello a lei come uomo di scienza, in quanto tale dovrebbe essere il primo a disprezzare certe superstizioni. Non si tratta di superstizioni, le assicuro. Tutto questo ha una base scientifica. L'avverto, dottor Hitchcock, che lei sta scherzando con delle forze che sarebbe meglio lasciare in pace. Io creda, la imploro di limitare i suoi studi a normali ricerche scientifiche come questa. No, non la tocchi. Quella fiala contiene del curaro, uno dei veleni più letali. Se lei avesse una piccola scalfittura sulla mano e se una goccia di quel liquido la sfiorasse, finirebbe sicuramente i suoi giorni su una poltrona a rotelle come me. Il curaro, lo sa, uccide e in piccole dosi paralizza. Mi scusi, non sapevo.
Un momento solo, scusi, Charles. La regina la sposti all'H7. Scacco matto. Infatti. Se non ci fosse il dottore con l'iniezione già pronta, le chiederei la rivincita. Io credo che sia ormai l'ora di andarcene via tutti, altrimenti qualcuno dirà che io trascuro i miei doveri di prefetto di polizia e che l'attività criminale della contea è in notevole aumento per colpa mia. Non dimentichi quella busta. No, no, non c'è pericolo. Stia pure tranquillo. A domani. Ma certo, se ci sarà un domani per me. Una volta in Africa uno stregone mi disse: verrà il giorno in cui il sole non risplenderà più sulla foresta. Se queste medicine le fanno venire pensieri talmente neri, le consiglio di gettarle via. Io personalmente non credo nelle medicine, per me sono degli intrugli inutili. Non si sa mai. I prodigi della scienza moderna sono infiniti e misteriosi. Sarà, ma non ci credo. Buonanotte. Buonanotte. A domani. Arrivederci. Presto, presto l'antidoto. Che cosa aspetta, Charles? Mi dia l'antidoto. Presto! Presto! Sto soffocando. È già più d'un'ora che gli ho fatto l'iniezione. Non c'è più da preoccuparsi. Se stanno attendendo il signore mi dispiace, ma non scende. Scusi, non è colpa mia. Mi aveva detto di avvertirli che cenava in camera sua. È morto. È morto da circa un'ora. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Quando anche camminassi nella valle cupa della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco. Il tuo bastone e la tua frusta sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo beni e benignità mi accompagneranno tutti gli anni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni.
No, ti prego, non adesso. Non essere turbata. Ormai tutto è finito. Finito per sempre. Gli ululati di quella bestia mi faranno impazzire. Devi dominarti, Margaret. Non perdere la testa. Sei finalmente libera, non è questo che volevi? Sì, è questo. Fallo tacere, ti prego, fallo tacere. Charles. Che cos'è? Margaret! 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 La signora si scusa, sarà qui tra un attimo. Come sta? Non troppo bene, veramente. È strano, non l'avrei mai creduta così sensibile. È stata tanto coraggiosa durante tutta la malattia, ma la morte del signor John l'ha sconvolta ed è in preda a un terribile abbattimento. La prego, dottore, non lasci questa casa per ora. La signora ha bisogno di lei. Sì, ve lo prometto. Buongiorno, signori. Scusatemi per il ritardo. Come voi sapete, io ebbi occasione di vedere il povero dottor Hitchcock poche ore prima della sua morte. Era molto turbato e prima della consueta partita a scacchi volle dettarmi un nuovo testamento che ovviamente annullava tutti i precedenti. Dowbridge, 14 novembre 1910. Io, John Hitchcock, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, detto al mio avvocato, dottor Fisher, queste mie ultime volontà e testamentalmente dispongo. Primo, che la mia attuale dimora, incluso quanto in essa contenuto, diventi proprietà di mia moglie Margaret Whiteman in Hitchcock, quale segno tangibile della mia più profonda gratitudine per le sue cure affettuose, a condizione però
che essa continui a tenere al suo servizio finché avrà vita la mia governante Catherine Wood. Secondo, che 2/3 di quanto contenuto nella mia cassaforte, in titoli, gioielli, denaro contante, depositi bancari, 2/3 cioè di quanto ho accumulato nella mia esistenza, vada all'istituto per gli orfani retto dal reverendo Owens, quale espressione della mia viva riconoscenza per il sollievo che le sue parole di religioso e di amico sono riuscite spesso a dare alla mia anima inquieta. Il restante 1/3 dei miei averi andrà a mia moglie, che ne farà l'uso che riterrà migliore. Terzo, tutti i libri e documenti riguardanti i miei studi saranno donati all'Accademia di Scienze Metapsichiche di Londra. È tutto. Se adesso la signora Hitchcock vuole cortesemente procedere all'apertura della cassaforte in mia presenza. Già, la chiave è nel cassetto di quella scrivania. Se non le dispiace può prenderla lei stesso. Qui non c'è nessuna chiave, signora Hitchcock. È strano. Catherine, non sapete dove potrebbe essere? No, signora. Ricordo però che il padrone la teneva sempre in quel cassetto. Guardi, signora, non c'è nessuna fretta. La cerchi con comodo. Reverendo, dato che lei è il maggiore beneficiario, posso, se lo desidera, apporre i sigilli alla cassaforte. Oh, per carità, avvocato. Ho piena fiducia nella signora. Allora, signora, la prego di informarmi appena troverà la chiave. Qualora non dovesse rintracciarla, sarò costretto a rivolgermi al magistrato perché mi autorizzi a forzare la serratura. Allora? Niente. Eppure da qualche parte deve saltar fuori. No! Basta! Che cosa c'è, Catherine? Desideravo dirle una cosa, signora. Il padrone a volte preferiva conservare personalmente quella chiave e mi sono ricordata di avergliela vista mettere in tasca qualche giorno prima che morisse. In questo caso dovrebbe essere nella sua giacca. Oh, sì, certo, ma è la giacca con la quale è stato sepolto. Magnifico. Questa è l'ultima beffa di John.
Capisci che là dentro ci sono centinaia e centinaia di milioni fra titoli e gioielli? E pensare che i 2/3 andranno a finire nelle mani rapaci del caro reverendo Owens. Chissà come se la gode, John, sapendo tutto quello che abbiamo rischiato a beneficio dei poveri orfanelli. C'è da morire dalle risate. Non trovi anche tu, Charles, che la cosa è molto divertente? Smettila, Margaret! 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 Che idea ha avuto di farsi seppellire con la chiave in tasca? Ma noi non possiamo forzare la cassaforte. No, ma possiamo ancora impadronirci della chiave. Charles, io voglio a tutti i costi quella chiave. Il veleno ha affrettato la decomposizione. Ecco la chiave. Margaret, coraggio. Margaret. Abbiamo la chiave, questo è l'importante. Su, cara. Fatti forza. È necessario. Signora? Valle incontro, fermala, non deve entrare, va.
Signora? Sì? Mi scusi, volevo... Oh, poverina. Oh, che spavento, ma com'è successo? Si è fatta molto male. No, non è niente. Allora, cosa volevate? C'è il dottor Livingstone di sopra? Sì, perché? Lo desiderano all'ospedale. Ho un caso urgente. Va bene, glielo dirò. Oh, Posso aiutarla a salire, signora? no. Andate pure. Lasci che l'accompagni. No. Charles, ti vogliono all'ospedale. Che cos'hai? Lì non c'è niente. Cosa? Ti ho detto che non c'è niente. Solo lettere, documenti, cartacee. No! Smettila, Margaret! Margaret! Non urlare! Smettila! Margaret! Smettila! Vuoi che tutti lo sappiano? Calmati! Calmati. Su, calmati. Vieni. Troveremo tutto prima o poi. Siediti. Getterò la chiave nel lago. Ora devo andare. Charles, sei tu?
L'ho visto. L'ho visto. Era là dietro. Dietro quella tenda. E avanzava verso di me. Sì, io gli ho sparato 4 o 5 volte, ma lui continuava ad avanzare. Era spaventoso. Ascolta. Ma è sangue. È sangue. Voglio andare a vedere. Una spiegazione ci deve essere. No, Charles, non puoi lasciarmi. No. Devo andare, torno subito. Ho paura, Charles, ho paura. Perché arrivate sempre così di sorpresa? Mi scusi, signora. C'è giù il reverendo Owens. Ha bisogno di parlarle. Cosa vuole? Non saprei. Naturalmente a me non l'ha detto. Signora? Buongiorno. Si accomodi, prego.
Mi scusi, signore. Mi è dispiaciuto molto che lei non ci fosse stamani. Certo non è stata una dimenticanza se non è venuta. Dove? Al servizio funebre di suo marito. Sa, la nostra è una piccola comunità e la sua assenza... Credevo fosse venuto per la chiave. No, per qualcosa di ben più importante. La presenza del dottor Livingstone in questa casa era necessaria quando suo marito era vivo, date le cure di cui aveva bisogno. Ma ora, mi scusi se le parlo con tanta franchezza, una signora giovane, bella e sola. Non è corretto che ospiti in casa sua un uomo, anche se si tratta di un caro amico di famiglia. Reverendo, vuole forse insinuare che il dottor Livingstone è il mio amante? Neanche per sogno, signora Hitchcock. Un simile pensiero non mi ha mai sfiorato. Volevo soltanto consigliarla di non dare esca a odiosi pettegolezzi. Lasci pure che sparlino quanto vogliono. Io ho ben altro di cui preoccuparmi. Ho agito solo per il suo bene, signora Hitchcock. Ne sono più che convinta. Buongiorno, reverendo. Buongiorno. Sei per caso impazzita? Charles. Prima ti dimentichi di andare al servizio in memoria di tuo marito. Poi metti addirittura alla porta il reverendo. Non capisci che è stato un insulto? Ma non ti rendi conto che è stato lui ad insultarmi? Ha osato insinuare che Ha io sono... insinuato la verità, Margaret. La gente non deve scoprire la verità, lo sai bene. Ho sbagliato, ma che potevo fare? Agire con un po' più di buonsenso. Il nostro è un gioco molto pericoloso. Tu sai quanto me che è sufficiente un passo falso per perderci. Mi parli come se fossi un mio nemico. Lo sai benissimo che questo non è vero. Se non ti amassi non mi troverei in questa situazione. Non mi avresti costretto a diventare tuo complice. Io ti ho costretto. Sei stato tu ad ucciderlo. Bada di non dire mai più una cosa simile. Hai capito? Charles, lasciami, mi fai male. Tu hai voluto la sua morte. Mi hai imposto di ucciderlo. Dimentica ciò che ho detto. Anche i miei nervi sono scossi. Tuo marito, riapparendo qui tra queste mura, si è messo tra noi più di quanto non lo fosse da vivo. Ogni ora, ogni istante me lo sento dietro le spalle. A volte mi giro sicuro di trovarmelo faccia a faccia. E non sono fantasie di un... Margaret, l'unica nostra salvezza è restare uniti. Sarà meglio che vada in camera e cerchi di dormire. Ricordati, tesoro, dovremo stare molto attenti. Ci terranno d'occhio. Anzi, è bene che oggi tu vada a pregare sulla tomba di tuo marito e gli porti anche dei fiori e fai in modo che gli altri ti notino. D'accordo, come vuoi tu. Lo dicevo per il nostro bene.
Signora, dovrebbe tentare di mangiare qualche cosa. Non le fa certo bene restare digiuna per giorni e giorni. Portate pure via. Devo aspettare che torni il dottore prima di sparecchiare. Crede che il dottore ce n'era qui stasera? Lo sentite? Lo sentite anche voi? Che cosa, signora? Non vorrete farmi credere che non sentite il carillon? Io non sento proprio nulla. Voi mentite, Catherine! Signora, signora, che cosa le succede? Dove va, signora? Signora! Tenga, signora. Era la tabacchiera del padrone. L'ho trovata nella stanza del dottor Livingstone. Ora ricordo. Eravamo vicini alla cassaforte quando Catherine mi chiamò. E io lo lasciai solo. No, è impossibile. Eppure la tabacchiera doveva essere nella cassaforte. Che stupida sono stata. Quello che stai cercando, Margaret, ma non è qui. Non è qui. John! Lo troverai nella mia tomba. Proprio sotto la mia cassa, un nascondiglio abbastanza sicuro per dei gioielli così agognati
Se avrai il coraggio di profanare nuovamente il mio sepolcro, tutta quella ricchezza immensa sarà tua, tutta, come hai sempre desiderato. Come vi permettete di spiarmi? Fa male a trattarmi così. Chi mi ha preceduto? Chi è stato? Chi è stato? Non è difficile indovinarlo.
Chi altro poteva saperlo oltre a lei? Qualcuno che vive nella villa e che le è molto vicino. No, 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 non può essere. Eppure è così, anche se lei non se ne vuol convincere. Che fai? Margaret, io vado via. Così all'improvviso, perché? Perché ho capito che tutto ciò che abbiamo sognato viene a poco distrutto. Anche se trovassimo quel denaro e partissimo, sarebbe tardi ormai. Non faremmo altro che tormentarci a vicenda. È la nostra condanna. Forse c'è qualcuno che ti aspetta, un'altra donna che ami più di me. Non dire sciocchezze. Non ti rendi conto che è proprio perché ti amo ancora che ho paura che il rimorso ci renda un giorno nemici? Come mai tutto ad un tratto la tua coscienza si è risvegliata? Chiedimi semmai come ha taciuto sino ad ora. Dovevo essere in preda alla follia per fare ciò che ho fatto. No, Charles, ti scongiuro, non puoi lasciarmi. Non insistere, ti prego, ormai ho deciso. Ascolta, io non ho indietreggiato di fronte a niente pur di averti per me. Non ho desiderato altro in tutta la mia vita. Ora che cosa farei, sola? Ma non capisci che siamo già soli? Nessun legame potrà mai più unirci. Vivere insieme sarebbe un vero incubo. Ma io ti amo, Charles. Non so vivere senza di te. Un tempo hai provato dell'amore anche per tuo marito, ma non ci ha messo molto a svanire. Ti libererai del mio ricordo così come ti sei liberata di lui. No, non è vero, non lasciarmi. Oh! Pensare che io non volevo crederci. Mi rifiutavo di credere ai miei occhi. Invece tu... È possibile che i gioielli... Non E che penserai cosa che dovrei io- pensare? È tutto talmente chiaro ormai. Avrei dovuto capirlo quel giorno stesso, quando volesti rimanere solo, Che dici, solo con la Margaret? Sei cassaforte. impazzita? Sei un ladro oltre che un assassino. Tu Hai stai rubato i gioielli, farneticando. per questo Tienteli volevi i tuoi scappare, gioielli, per io non so che questo. farmene. Assassino! Taci, Margaret! Ladro! Mi hai ingannato su tutto, sempre. No, Margaret, no! Sei pazza! No. Ti giuro che non ho mai pensato di derubarti. Comunque, tanto meglio. Così ti sarai convinta che è bene che non ci vediamo mai più.
Perché tremi così? Ti emoziona tanto rivedermi? Dovresti essere abituata a questi miei ritorni. Questa volta però sono proprio io, in carne e ossa. Senti come sono forti le mie mani? Ma non ti ucciderò. No, non ti ucciderò. Sarebbe una punizione troppo mite. E a te io ho riservato qualcosa di meglio, contando sulla tua abilità. Infatti ti sei tagliata tirando fuori lo scrigno. Non è vero? Lo avevo cosparso di veleno, di curaro. E il curaro paralizza, lo sai. Quella poltrona d'ora in poi sarà tua, mentre io me ne andrò lontano a godermi le mie ricchezze. Quelle che tu e quel poveraccio di Charles avete tanto e inutilmente cercato. Già, dimenticavo di dirti che ti sei sbagliata sul conto di Charles. Non aveva preso lui quei gioielli, fu Catherine a metterli nella sua valigia. Lui ti amava davvero e tu? Charles. Io l'avevo previsto. Fu sempre Catherine a caricare a salve la rivoltella quando tu sparasti al mio spettro. E poi, mentre tu eri disvenuta, sparò qualche colpo vero contro la parete. E voi impazziste dal terrore. E pensare che tutto cominciò la notte in cui mi accorsi che stavo veramente guarendo. Venivo a darti la bella notizia. E ti trovai invece tra le braccia di Charles. Avevate deciso di liberarvi di me. Ma io sostituii il curaro con una sostanza capace di procurarmi una morte apparente. Mettere un altro cadavere nella mia bara, costringervi ad una ricerca affannosa dell'eredità, perseguitarvi incessantemente giorno e notte. Apparire ai tuoi occhi come uno spettro. Fu in fondo molto semplice. Vero, Catherine? È tutto pronto per la nostra partenza, Catherine? Sì, signore. Bene. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Sei stata veramente preziosa. Lei è troppo buono. Va ora. Mi dispiace, sono stato costretto. Eri l'unica testimone. Devo chiederti un ultimo favore, Margaret. Le tue impronte sulla pistola, ecco. Così sarai tu ad aver ucciso anche lei. Povera Catherine. Quando poco fa ha avvisato la polizia come le avevo ordinato, non immaginava certo che oltre a denunciarti per l'assassinio di Charles, ti avrebbe accusata anche della propria morte. Tra poco sarai completamente paralizzata. La polizia sta già arrivando. Mi costringono a lasciarti prima del previsto. Mi dispiace molto, cara. Ah, il mio vecchio fedele Jim. Vedo che stai prendendo tutte le mie abitudini. Te ne eri versato un
bicchiere. Alla tua salute, cara, o meglio, alla tua infermità. E ai dolci ricordi di Copenaghen. Peccato che tu non sapessi che c'era un passaggio segreto in questa stanza. Ci saremmo incontrati qualche volta. Aiuto! Cosa mi succede? Mi sento male. Mi sento soffocare. Quella bottiglia là, sul tavolo. Dammi quella bottiglia. È l'antidoto. Possiamo ancora salvarci. Aiutami. Ti scongiuro, dammi l'antidoto, Margaret. L'antidoto, presto. Ecco. Ci salveremo, tutti e due. Vieni più vicino. Ecco. Portatela via. Io glielo avevo detto, dottor Hitchcock. Il demonio è più reale di quanto non si creda.